se poi dentro di uno strumento antico che tiene insomma 3.000 anni, giù come anno di storia, questo è uno strumento a tre cannas, una zona una sempre un suono fisso, e l'altra due canne melodiche. Si sulla a sta sighia, però poi fai tutte le articolazioni e tenisi la possibilità di, grazie al suo fatto che due sarri fino, e su strumento praticamente tieni la possibilità di vai staccato, legato, di vai tutte le articolazioni possibili e immaginabili che commenti si suona solitamente e adesso è impossibile. È geniale come invenzione. Sono per la ricerca del bello, no? Io sto cercando qualcosa che mi piace, poi quando l'ho ottenuta non mi piace più. Quando chiudo gli occhi e seguo la mia suonata, è come, nel senso, sparire da quello che mi circonda, entrare solamente in questa vibrazione che mi piace un sacco. La musica da faccio con su coro, non da faccio scetti, uno traballo, non reso, è obbligato, da faccio proprio mi dantendo. Preferisco suonarlo per i fatti miei, in una mesa, con altri suonatori, sino da Sebina, che suona Aici. Riuscire a fare un passaggio di un suonatore antico, oppure un passaggio antico proprio, e riuscire a riprodurlo, per me è una cosa stupenda. Ferrarsi in sol, punto d'organo in sol, fiuta in sol, fiuta in la, punto d'organo in la, chi ce l'ha? Punto d'organo in là. Io ce l'ho uno, mi sa, da qualche Allora parte. prendilo. Mi ricordo, è la prima volta che avevo suonato in pubblico. Sono partito con il gruppo di Utah, potevo avere 14 anni, mi sembra, o 15 anni. A un festival CIOF, e mi sembra che in pubblico c'erano 5.000 persone, 5-6.000 persone. Ed era la prima volta proprio che mi esibivo con un pubblico così grande. Stavo tremando. Quando sono stato a Machu Picchu, allora mi sono portato lo strumento appresso in tutti i 20 giorni e passa, quindi c'avevo sempre questo tubo che spuntava sotto e sopra dallo zaino, scomodissimo, però sempre pensando alla suonata che avrei potuto fare lì in quella montagna. Poi la gente che c'era giù nei terrazzamenti Inca che ci sono sotto il tempio
si è girata e a tutti applaudendo. Ho detto, ma chi è? Da dove è spuntato fuori questo qui? E poi soprattutto la cosa più bella è stato l'eco che si è creato in questo spazio che era molto grande, quindi non mi immaginavo nemmeno un riverbero del genere. È come se le pietre alla fine rispondessero a questa suonata. L'esercizio c'è sempre, dintorni devi sempre provare per un risultato proprio de storica de sta gente, poi che come ti dinara a cuddu, o mi indacca a te, o grassi si indacca a sui cinu, questi grassi si indacca a finze su cani, e quindi tu devi sempre provare proprio per poter migliorare. Che sto cercando io, allora con questo strumento mio, che è il sorganetto, e questo devo rapportare sonata della unedda e sonata si scaja, devo sto rapportare in su sorganetto. È una cosa abbastanza difficile, che devi ragionare in un modo, prima sul modo della unedda devi ragionare e poi devi ragionare in sul modo del sorganetto, quindi devi rapportare, devi fare una trasposizione, una resa. Il rinnovato interesse dipende dall'interesse che si è creato anche nelle folk, nella necessità di avere molti suonatori che accompagnino i gruppi, da un avvicinamento di nuovo alla tradizione, che prima era visto un po' forse snobbata, non era visto, nel senso adesso non si è più prevenuti come prima quando si parla di folk e di tradizione sarda. Spero che prima o poi diventino uno strumento che suoni in una suonata nuova, fatta per la unedda, da capo, totalmente diversa dai contesti tradizionali. Non perché il contesto tradizionale sia una strada da abbandonare, ma perché è necessario staccarsi completamente da dei moduli folk che tengono tarpate le ali a questo strumento. Ed è una cosa che magari ho 2 o 3 volte, nel senso la costruisco io
mi costa poca fatica e ricevo un oggetto che non so costruire, non troverei mai e pagherei un sacco di soldi. Quindi sì, molti strumenti li ho ottenuti proprio tramite scambi. Questi ragazzi li chiamo figli della crisi, perché se avessero avuto un lavoro a 20 anni oppure avessero continuato a studiare, lavorando non avrebbero dedicato tutte quelle ore allo studio delle Leonidas. E sono stati a casa a suonare ore e ore e ore e sono diventati dei maestri, cioè si vedono le ore che hanno studiato. Si vede nel movimento delle dita, nella suonata, conoscono a perfezione le suonate tradizionali di tutti gli strumenti. Per uno che suona le Leonidas è fondamentale il lavoro che fa, perché se impasta cemento tutto il giorno lo sente, se invece guidi le mani non si asciugano, dai. Di Leonidas non vivi e quindi ti devi cercare un lavoro che però, e secondo che lavoro fai, appunto ti rovini le mani. E qua a casa mi prendono in giro, ti rovini le mani, i calli. Ma voi non lo sapete cosa vuol dire stare tante ore a provare una acciaccatura, a provare alcuni passaggi, e ti esce, poi magari fai uno sforzo con la mano, che ne so, vai a tagliare legna e la senti la differenza poi. Tutte le ore che avevi speso per farti uscire quell'acciaccatura, te le sei bruciate con una sera magari motozappando. Le Leonidas non ti daranno mai quella sicurezza economica di farti una vita, una casa, cioè non te la daranno mai in mutuo, sono delle Leonidas, ma chi sei? Scetti con il Leonidas come ci siamo noi, secondo me non si può vivere. Chi non si fa famiglia, ma manca di stare solo, non ci da fare. Con il problema che ci funti noi, non fai. E tocca da studiare e tutto. Imparano un mestiere e poi manca questo bene da pustisi. Glielo si augura che lo trovino un lavoro, si sistemino, mettano su famiglia, però ne va delle Leonidas, ne va del loro studio per le Leonidas. Sì, sarebbe veramente che ci fosse un'istituzione che istituisse proprio la figura del suonatore di Leonidas come mestiere, come scopo di vita, come fanno i ricercatori, c'è uno stipendio, un modo che ti permetta di vivere la tua vita da suonatore, che non devi andare a guidare un pullman per suonare le Leonidas, perché quello sta togliendo cose alle Leonidas, sta togliendo maestro alla società. Una volta che questo è chiuso, allora può partire questa canzone. Va bene? Allora inizia con questo esercizio. Piano piano, passaci via. Ciao, sono il basso. Tienilo così. Giralo verso di me. Questa è la posizione corretta. Ok, fai questo. No. Un po' di tempo fa ho fatto lezione a questo californiano e in Sacramento viveva questo qua. E gli ho fatto lezioni su Skype. Un casino, cristiano tradotto in inglese, non ci comprendiamo, un casino. Comunque sia, il fiato continuo sono riuscito ad insegnarglielo. Sono riuscito ad insegnargli anche le prime cose dello strumento. Poi quando ha iniziato a vedere veramente che cosa era suonare le Leonidas, non si è più fatto sentire questo qua. Oggi è detenuto la Bibbia,
Non mi hanno mai bocciato sino alla terza superiore, però cioè, non ero fatto per la scuola, cioè, ma tuttora mi piace uscire, io studio solo la UNED, ma chiedetemi di studiare storia, geografia. Quarta superiore avevamo cominciato a lavorare, come manovale avevamo mollato gli studi proprio. E me ne sono pentito anche perché prima non lo capivo l'importanza della scuola, di un diploma, più che della scuola. Di un diploma, perché cioè mandi curriculum, però non ti considera. Infatti ho fatto l'anno scorso e quest'anno alle serali. Infatti quest'anno mi diploma, speriamo. La festa di fine anno non l'ha fatta già? La festa di fine anno non l'ha fatta? Se ci mettono all'esame festeggiamo. E che sigla canta? Festeggiamo. Dove siete? Non da bene tutto. Sì, sì. E tu cosa stai cambiando? Nulla, sono Andy. Vendo su industriali, sa scuola Scanua in Pauchi. Mi piaceva all'inizio, poi appunto cominciavo con questa musica vera e propria, quindi cercavo si potrà ballo una reuso e a suonare, pagavo di un comitato, sempre. E tanto su, appunto, vabbè, punto in sa musica, puntavo su questa musica e infatti poi abbandonato questa scuola. Se no puoi fare quello ta da di da di da da. Con quei tutto con questa ta di da di da da. Tutto con questa boh. Con questa chiave torna. Chiudi su questa. Su quella. Prova, Fai quella prima e entra in questa. quella prima di questa è da. Questa scuola è responsabilità di intitare in me, devo mangiare di una pipia che ha fatto un disegno, una vicenda che disegna benissimo, e narrata che ha avuto una scuola a legge, ha fatto una specie di vignetta con questa scuola a legge. Poi in video variato non va a vergogna per fare i biri, ma probabilmente non è che questa scuola sia a legge e che questa scuola è legge per lui, cioè non ha risposto alle esigenze a chi tieni tu. Una scuola completa, una scuola diciamo che abbia un approccio olistico all'apprendimento, almeno fino a tutta l'adolescenza, è una scuola che fa scoprire tutte le tue parti. Ecco, la scuola italiana è un po' monca, ti fa scoprire alcune parti e lascia in disuso o lascia ai margini delle altre parti, e la musica in particolare è stata lungamente lasciata ai margini, nonostante che vi fosse questo corpus molto forte. In poche parole, in sardo, di davanti scrammettai la scuola. Ci devono essere attività che invogliano i ragazzi. Cioè, se un ragazzo le mette a fare 3 ore di italiano o magari 2 ore di topografia, cioè sei 5 ore seduto tutta la settimana e non c'è magari un qualcosa che ti invogli
là oggi entro perché mi faccio tutta la giornata contento, magari mi fanno fare un'ora, non lo so, per esempio di musica sarda. Per esempio a me piace, magari un altro, non lo so cosa gli piace, il pianoforte. Fategli fare il pianoforte, un altro magari dategli mezz'ora, un'ora per disegnare. Sono buone perché hai visto, hanno preso già le furie. Ci sono tutti i trancetti che ti segnalano che le matura più di un anno. Queste hanno più di 2 anni. E matura, questa rimane buona, la fai stagionare lentamente, un po' all'ombra e poi un po' di sole. Un minimo di insegnamento a scuola bisognerebbe darglielo. Vuoi che imparare il fiato continuo? E dare il fiato continuo. Una processione? Va bene, una processione. Dico una cosa minima. Non dico che tutti debbano diventare grandi maestros, però almeno ho capito, tutti sanno fare qualcosa. Perché mi dovete insegnare il flauto? E non mi fate fare la processione con le launeddas? Al di là delle scuole, comunque ci deve essere un qualcosa che anche nel conservatorio, un filone dedicato alle tradizioni, comunque allo studio degli strumenti sardi tradizionali, in particolare le launeddas, perché sono affascinanti tutti gli altri strumenti sardi, però le launeddas hanno quel qualcosa di arcaico che non hanno gli altri. Le launeddas contenevano all'interno tutte le contaminazioni che ci sono state nel Mediterraneo. In Sardegna, unica regione d'Italia dove il tasso già è più alto, dove c'è un rialzo della dispersione scolastica. Se mi si chiede basta questo, cioè basta che ci sia, diciamo, un'adesione alla cultura sarda per uscire fuori dalla dispersione scolastica di massa, che è un dato, come abbiamo visto, particolarmente critico della Sardegna, ecco, dico di no, anche perché la mia è una prospettiva, come si usa dire adesso, glocal, nel senso che ci vuole una forte identità locale, una consapevolezza del posto da cui si viene, delle sue molteplici ricchezze in termini culturali, anche apprenditive, e però poi bisogna guardare il mondo, bisogna non solo sapere l'italiano ma l'inglese, possibilmente l'arabo, possibilmente il cinese. A me da piace a ampliare questa musica e mancare di ballare proprio con questa musica, una cosa che mi piace. Quindi per me adesso è una cosa, un traguardo bello. Devi studiare musica e devi studiare altre cose. Cioè, devi essere una persona curiosa, si può confrontare con il suo mondo, perché poi questa competenza tu la poi si spendi confrontandoti impari con i altri. Cioè, durante sono un festival internazionale, perché sei super bravo suonatore della UNEDAS, però fai sempre questa figura di suonatore della UNEDAS, cioè non puoi ragionare, devi avere un'altra cosa, ti dio canta il gusto e si accabà, non puoi adesso devi adesso che tu invece ti confronti a sapere con quale sia la persona che si occupi di musica. E poi tu fai su tu, e magari fai questa figura tua, tu che la fai, ti scriviamo a tutti.
fuori di Sardegna non mi agattai. Come nare su non può disprezzare, non mi agatto un castello, figurati che mi agattai in fuori di Sardegna. E cioè non ci penso mai. E adesso una cosa legge per me, a mi andare proprio dessa persona mia, del luogo mio. Però secondo adesso come chiama la vita, sia da po' di puro fai, ma no, per me non ti tengo manco sta minima attenzione. Mi diploma a luglio, io se non trovo lavoro, sono costretto a partire. Cosa faccio qua? Vivo ancora a casa dei miei genitori, aspettando l'accordo, aspettando che la Sardegna si sveglia, ma le istituzioni, così come dicono delle Launedas, facciano lavorare a tutti, meritocrazia, queste cose non ci saranno mai.